550 ragazzi dalla prima media alla quinta superiore, provenienti da 8 seminari, hanno preso parte alle Seminariadi 2011, ospitate quest'anno dal Seminario di Treviso e andate in scena venerdì 6 maggio agli impianti sportivi di Quinto. Il seminario più numeroso, quello di Bergamo, con 107 ragazzi, seguito da Verona con 103, Vicenza con 71, Padova con 62, Treviso con 60, Rovigo con 32 ragazzi, Ferrara con 10 e Vittorio Veneto con 9. Tutti pronti a difendere la propria bandiera e a dare il meglio di sé tra le discipline proposte: staffetta, 100 metri, 400 metri, salto in alto, salto in lungo, lancio del peso e calcio. All'insegna dell'amicizia e della sana competizione sportiva. Ormai le Seminariadi hanno superato le 10 edizioni. Vengono organizzate con lo scopo di far incontrare i ragazzi che stanno facendo un cammino importante nei vari seminari. In questi incontri sentono di essere in tanti, perché sono quasi 500 qui oggi, e quindi sentono che stanno facendo un cammino non da soli ma con tanti altri ragazzi in giro per l'Italia. Hanno partecipato, i più distanti sono Bergamo per esempio, i più vicini sono della nostra regione, quindi Verona, Vicenza, Padova, Vittorio Veneto, Rovigo. Alla fine di ogni seminariadi eleggiamo la successiva e quindi abbiamo tempo, un anno, di un po' prepararci, quindi è un po' di tempo che stiamo un po' organizzando questo incontro. Comunque mi sembra sia andato bene, quindi siamo contenti. Lo sport è molto importante in seminario, è uno dei momenti più belli aggregativi, tanto è vero che i ragazzi, quando un po' di tempo sono insieme, si orientano sempre a fare attività e sport di gruppo, per cui giocare all'aperto, fare gare all'aperto è una delle caratteristiche della vita assieme in seminario, e questo in qualche modo è anche un esempio, in qualche modo riassumere un'attività che di fatto tutti i seminari già fanno nei loro seminari. Non è mancato il sano spirito competitivo che ha reso le Seminariadi una manifestazione di livello, in pista e sugli spalti. Vabbè, la giornata è andata bene, mi sembra lo spirito, quello della competizione prima di tutto, dopo ovviamente anche un po' l'onestà, la realtà, dopo certo nel calcio ovviamente si è un po' più aggressivi e così, lì lo spirito della resistenza ci abbiamo messo dentro un po' il nostro, la giocosità, e così io e il mio compagno avevamo cominciato subito a dire diamo un po' di divertimento e basta, non tanto competere. La Seminariade è un giorno in cui ci troviamo con tutti i seminari, quindi un po' uno spirito di incontro, uno spirito di gruppo, uniti, diciamo, essendo dei seminari, uniti da Gesù. E in seminario bisogna un po' abituarsi a rispettare le altre persone per poter convivere, no? E questo è una cosa molto fondamentale anche nello sport, che oggi diciamo che posso dire di aver visto, ecco. Bella giornata, è anche un bel momento atteso anche evasione della scuola, e poi è bello, cioè, per i vari seminari trovarsi e vedere che non siamo gli unici, insomma, che ci siamo, che cerchiamo di fare qualcosa di diverso. Esatto, infatti è proprio bello e ti ritrovi anche. E mi piace soprattutto perché sono appassionato del calcio, qui il calcio soprattutto lo viviamo in maniera molto più
più tranquilla, ma anche con lo stesso spirito di competizione che caratterizza una competizione come deve essere. Però credo che quello che mi è piaciuto, soprattutto stamattina quando abbiamo raggiunto le semifinali, dopo siamo usciti comunque, però quello che mi è piaciuto è stato un vedere che i miei compagni e io stesso siamo riusciti ad accettare i propri limiti e i limiti dei nostri compagni, che è quello che ci ha permesso di arrivare quarti poi, però mi è piaciuto rispetto agli altri anni, siamo riusciti a fare questo in più, insomma. Perché non ho scelta, perché so vivere una sera. Queste gare hanno attratto molto a tutti noi giovani dei vari seminari e anche me oltretutto, e spero che si concludano bene con medaglie per tutti a volontà. Principalmente con lo spirito di vincere e poi anche di condividere con gli altri seminaristi una bella esperienza non solo di ricerca in seminario ma anche di ritrovo qua, e si spera sempre di viverlo nella gioia. Se c'è anche qualche soddisfazione meglio. C'è proprio un modo diverso di giocare che penso sia molto più bello e dia molta più soddisfazione, anche perché giocando corretti si vince genuinamente, quindi si sa di aver vinto per davvero, senza appunto falsità, scorrettezze. Questo quindi penso sia molto bello anche nelle seminarie. Sì, questo ci dà anche coraggio, perché non è sempre facile vivere da seminaristi, soprattutto nel mondo fuori che non conosce bene questo nostro essere in seminario, quindi ci dà appunto coraggio e forza anche per restare forti nel nostro cammino che stiamo percorrendo. Io ti vengo a prendere perché ciò che è fatto adesso è fatto, e la città ci fa passare a altri problemi a cui pensare, e tu che sai bene dove andare devi sapere. Sì, anche bello, anche perché noi lì a Rovigo siamo in pochi, per cui vedere tante persone riunite insieme in nome di un unico ideale è bello. Confrontarsi con realtà più grandi rispetto alla nostra, anche per vedere un po' quello che ci circonda, insomma, nel Veneto. Verso sera il vescovo Gianfranco Agostino ha premiato i ragazzi e le squadre vincitrici. Treviso, Vicenza e Verona hanno fatto incetta di medaglie e coppe, anche se la vittoria più bella è stata il clima di allegria, gioia e rispetto che si respirava. Qualcosa fra te e la vita che non ho ancora conosciuto, mentre ridi così facilmente. C'è qualcosa fra te e la vita, chissà quanto vi conosci. Al termine il passaggio di consegne tra il seminario ospitante e quello che dovrà organizzare le Seminariadi 2012, che sarà Vicenza. Un anno per prepararsi, quindi, allenando il corpo e coltivando la crescita spirituale. Non cambi direzione, sai di sicuro come va a finire. Sei qui per dire